Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20 che quest'oggi trascorriamo in compagnia di Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Stavamo discutendo, in realtà, come dicono quelli che parlano bene o credono di parlare bene, il core business del nostro incontro è un altro, però discutevamo anche di quanto è accaduto, cos'era, sabato? Sì, l'altro giorno a Milano e conseguentemente nella maggior parte delle stazioni italiane per quel guasto che ha generato praticamente un blocco della circolazione. In quel caso la procedura per ottenere i risarcimenti, in quel caso è stato comunicato subito, chiunque avrà diritto al risarcimento, eccetera, però la procedura è semplice, come funziona? Beh, dire semplice o complicata dipende comunque da chi capita quel disastro, ecco, perché tante persone oggi sono in grado, fortunatamente, comunque di risolvere i problemi da solo con gli strumenti che abbiamo, perché tutti gli strumenti utilizzati sono quelli informatici, ecco, quindi qui è la prima risposta che va ricercata. Chi è in grado di utilizzare gli strumenti informatici sa cavarsela da solo, e però sappiamo quanta altra gente non è assolutamente in grado. Le questioni comunque, ecco, i doveri e diritti nel rapporto tra utente e azienda di trasporto comunque sono normati naturalmente da protocolli, per cui ci sono delle procedure codificate, anche delle possibilità di rivalsa, comunque procedure codificate, no? E ripeto, poi la soluzione la può trovare uno se ne ha gli strumenti, altrimenti deve appoggiarsi su associazioni di consumatori, ecco, che li tutelano, li aiutano un pochettino ad agire secondo i criteri e secondo dei casi che si verificano. Ecco, quindi questo è il quadro generale entro cui si muove questo tipo di problematica. Federconsumatori da quando è nata? Federconsumatori, allora, da poco più di 30 anni. Tanto è che noi quest'anno in Regione, con una iniziativa pubblica anche, festeggeremo il 30° anno di presenza, ecco, di presenza al fianco dei cittadini, al fianco dei consumatori. Perché si rese necessario all'epoca, poi 30 anni ci si deve anche mettere d'accordo, è tanto o è poco? Perché potrebbe sembrare tanto da un certo punto di vista, poco da un altro punto di vista, ma a quell'epoca perché fu necessario? Beh, fu necessario perché sempre più diventavano presenti delle problematiche che non venivano colte dalle altri strumenti esistenti. Ad esempio, i sindacati esistevano da più tempo perché tutelavano i diritti del lavoro, la contrattualistica e così via. Ma finito il lavoro, una persona ha tantissimi altri comportamenti, quindi siamo tutti quanti consumatori, per cui ognuno di noi si trova contrattualmente a relazionarsi con chi gli vende un prodotto, e quindi qua già c'è una figura consumatore come utente nei confronti della pubblica amministrazione, dei servizi in generale, e quindi si rendeva conto naturalmente che cresceva sempre di più un bisogno di tutela e di diritti di questa figura molto poliedrica, naturalmente così generale, e per cui ognuno dei settori con cui veniva in relazione con l'acquisto di un servizio, l'acquisto di un prodotto, necessitava comunque di trovare strumenti normativi per le tutele dei diritti propri del consumatore. Ecco, quindi qui nasceva appunto l'inizio, e poi la cosa è sempre più complicata perché non bastava poi dire solamente questo, per cui costruire sistemi di tutele. Poi c'è stata anche una legge importante per la nostra regione che è del 2005, che è il codice del consumo. Poi sono stati appunto i passaggi anche su indicazioni dell'Europa, no? Di trovare forme normate di struttura delle relazioni, comunque delle tutele, delle contestazioni, dei reclami in generale, e quindi è una strada molto complicata e sempre più perfezionabile. E senta, il lavoro vostro e per certi aspetti la consapevolezza anche da parte del consumatore di quelli che sono i suoi diritti è in qualche modo aiutata da internet, dalla rete, oppure
tutto ciò che la rete offre in tal senso può addirittura, mi rendo conto che forse non è un termine corretto, complicare le cose? No, per certi aspetti li complica perché rende tanti non ben avveduti su quello che succede in questa piazza, sono un pochettino più sprovveduti. E questo è un pericolo, così come su tanti altri aspetti, anche sull'intelligenza artificiale, ci sono una molteplicità di pericoli dietro ogni angolo, però sono delle piazze a cui non si può rinunciare, perché senz'altro tutto questo, anche se ha complicato un po' la vita di tutti, sotto molti aspetti aiuta anche la vita di tutti, e del resto poi sulle scoperte non se ne può fare a meno. Certo, sì, per cui o ci si adatta o se no ci rinchiudiamo nella caverna e viviamo nella caverna, e questo non è possibile. Ancora un'ultima domanda, poi andiamo sullo specifico. Si ha l'impressione, ma può essere soltanto un'impressione, che soprattutto in alcuni paesi, mi viene in mente il Nord Europa, dalla Gran Bretagna in su, determinate pratiche, chiamiamole così, siano più semplici, e che nel nostro paese sia tutto quanto un pochettino più complicato. È ancora così? Si sta risolvendo anche questa, diciamo così, questa caratteristica del nostro paese? Può essere che magari tutto il mondo sia paese anche in questo? Allora, le buone pratiche, come sempre, sono difficili comunque da imitare, un po' perché parliamo sempre di sistemi complessi, no? Sistemi complessi, quindi normative complesse, che si sono nel tempo strutturate nei vari paesi, per cui ogni paese ha un po' sue normative, per cui arrivare a criteri di comportamento oggettivi e estensibili a tutti è un divenire comunque su cui dobbiamo tendere, ma è complicato ancora da farsi. Ci sono dei paesi dove il diritto del consumatore è al centro ed è automaticamente applicato, ecco, riconosciuto il diritto. Ci sono altri stati, tra cui c'è il nostro, che è molto più complicato, dove per avere il riconoscimento di un diritto devi fare domanda. Se devi fare domanda vuol dire che ti devi attivare delle procedure, mentre su cose che sono tanto lampanti, no? Dove c'è un diritto leso, che dovrebbero anche da parte delle società, delle società di vendita oppure di servizi, che riconosciuto comunque un diritto non adeguatamente rispettato, dovrebbe immediatamente scattare il risarcimento, il riconoscimento comunque di un qualcosa. Questo purtroppo da noi non ancora funziona. È anche una questione di mentalità nostra, mi perdoni se interrompo. È una questione di mentalità nostra, e cui dobbiamo fare i conti fino in fondo, e tante volte quei limiti sono anche in noi stessi intesi come comunità. Ecco. Allora, parliamo di questa notizia che insomma, di cui si parla, devo ripetermi, da un mesetto circa, cioè dell'aumento delle bollette. Deriva anche dalla liberalizzazione, oppure sì e no? Sì e no. C'è un elemento soprattutto, comunque ci sono chiaramente fatti oggettivi che determinano magari cambiamenti e quindi influenza sui prezzi e sui costi in generale. E poi comunque cresce sempre, come presente dovunque, la speculazione. E questo è il danno comunque di tutte le società liberali, tra virgolette, no? Dove l'obiettivo comunque di massimizzare i profitti, diciamo che collidono un pochettino, no, con un diritto generalizzato invece di ottenere. Per cui vanno oltre. Cioè, l'aumento dovrebbe essere determinato solamente c'è un'offerta, c'è una domanda. Quando qualcuno di questi due elementi cambia perché c'è più domanda e meno offerta, è chiaro che questo fa aumentare il costo di quel bene che deve essere acquistato. E questo è un fatto normale, per cui potremmo anche accettarlo. Però dietro di ciò ci sono grandi accaparramenti, grandi comportamenti di gruppi, grandi lobby che fanno un gioco al di sopra delle parti, per cui questo meccanismo che sembra essere semplice non vale, e quindi si complica, e qui nasce la speculazione, dove ci sono grandi arricchimenti e impoverimento comunque di chi è il consumatore finale. Vi aspettavate questa notizia, oppure ha colto un po' tutti impreparati? No, gli indicatori erano tutti presenti, anche perché le situazioni di tensioni
europee, mondiali, sono sempre presenti, anche se ci sono spesso magari annunci, sì, siamo vicini ad una soluzione, ma questo non accade, quindi diciamo che la turbolenza, siamo ancora dentro una turbolenza ancora dove non si comprende dove va a parare, quindi è chiaro che già questo era un dato essenziale. Poi c'è stato anche l'atteggiamento dell'Ucraina, tanto per parlare magari di gas e di questioni un po' più vicine, dove ha interrotto il trasporto all'interno del proprio paese del gas, e questo ha immediatamente generato e acceso le attenzioni delle speculazioni di cui parlavo prima, e quindi questi erano un po' gli indicatori. Poi vediamo anche che cosa già sta accadendo. Sulla benzina c'è un rialzo, è notizia anche di oggi che mi pare che in autostrada la benzina sia già andata a 2,20 euro, quindi già questo che cosa comporta la benzina? Poi a strascico porterà dietro aumenti in tutti i prodotti che viaggiano per l'autostrada, quindi merci di prima necessità e non solo merci di prima necessità, quindi questo è ciò che sta accadendo. Le rinnovabili, tanto per parlare di energia, comunque hanno, pur se oggi incentivate molto, e quindi sono stati fatti passi molto importanti finora, però la strada è ancora piuttosto lenta e quindi non in grado di modificare completamente le organizzazioni di produzione e consumo di energia quali noi abbiamo oggi. Ci sono degli accorgimenti che il cittadino può mettere in pratica? Allora, c'è intanto un problema di organizzazione generale che riguarda i governi e che riguarda un aspetto, io richiamo qua un aspetto molto importante, la questione della povertà energetica, così come la questione delle povertà dei beni essenziali, perché a questo noi dobbiamo ricondurre questo tipo di problematica. Noi dobbiamo pensare che oggi l'8% della popolazione italiana è in condizioni di povertà energetica, un fatto molto grave. Povertà energetica significa non essere in condizioni di scaldarsi adeguatamente, non si è in condizioni comunque di vivere una vita, tra virgolette, accettabile, sì. accettabile così in termini molto, molto generali. Ecco, quindi da qui partiamo. Poi ci sono tutti gli strumenti che possono contrastare, perché contrastare la povertà energetica deve essere un obbligo morale di tutti, politico di chiunque si alterni al governo, e comunque trovare tutti gli strumenti necessari. Noi è da tanto comunque che ci battiamo perché questo mercato sia meglio regolato, proprio perché riguarda una condizione essenziale della nostra vita, quindi far questo, modificare comunque la struttura della bolletta. Abbiamo parlato tante volte comunque proprio in questa sede, anche tant'è che a certe volte mi sento un po' stanco di ripetere le stesse cose, quindi gli oneri di sistema, il sistema di tassazione anche dell'energia, cioè sono degli orpelli messi in bolletta che andrebbero definitivamente modificati. Ci sono di volta in volta delle promesse da parte di chi può agire in questo senso, però le cose non si realizzano ancora. L'altra strada è quella comunque di aiutare i soggetti più fragili, più vulnerabili, e qui riguarda la condizione dei bonus. Oggi c'è ancora tanta gente che non fa ancora, vuoi per ignoranza, pur se c'è tanta informazione già diffusa. Io ricordo ancora, 3 anni fa, 3 anni fa che era già strutturato e c'era già il bonus gas, sì. E da una rilevazione di ARERA appena il 30% degli aventi diritto magari a richiedere il bonus non avevano fatto richiesta. Ecco, quindi c'è questo un dato per cui sempre è necessario che ci sia maggiore attenzione, maggiore accortezza da parte delle persone, di capire quali possono essere gli strumenti da utilizzare, perché diventano appunto diritto. Se c'è un diritto tu lo devi utilizzare in questo campo. Ecco, quindi i bonus, che sono anche un grande aiuto. I bonus sappiamo che anche dopo tante battaglie adesso sono diventati automatici. Quindi bonus energia, bonus gas e bonus idrico. Basta che uno rientra in certi parametri, sono i 9.530 euro di ISEE o di 20.000 nel caso di 4 figli o più, quindi questi possono rientrare in questa condizione nella dichiarazione dei redditi, oppure che non fa la dichiarazione, fa la DSU all'INPS, trasmette questo documento e in automatico comunque c'è in bolletta questo sconto
questo sconto, che è un grande aiuto. Poi l'Italia è stata divisa su 5 fasce energetiche, noi rientriamo nella penultima, nella E, perché è dalla alla F, e perché ognuna di queste comunque garantisce un certo rimborso, un certo aiuto di... Ecco, quindi agire in questo senso, modificare le normative a riguardo, evitare la speculazione, evitare anche la speculazione anche delle società fittizie che nascono di vendita di energia, perché questo è un altro grande dramma comunque. Sono tante situazioni, tante società che usano raggiri per fare contratti e poi il risparmio non c'è. Abbiamo meno di un minuto, le faccio una domanda secca. La situazione non si profila come quella del 2021-2022? Non si profila come quella del 21-22, ma l'attenzione comunque deve essere molto alta e la strada è senz'altro comunque ancora difficoltosa. Ecco, però non mi pare essere della gravità che abbiamo appena superato. Ancora una ultimissima domanda, qui è proprio semplice. La sede di Federconsumatori, se qualcuno avesse bisogno? La sede di Trieste è in via Matteotti 3, angolo di via Manzoni, e comunque c'è un nostro sito dove si possono trovare tutte le informazioni, gli orari, le competenze e tutto ciò che noi possiamo fare in termini di aiuto alle persone. Grazie ad Angelo D'Adamo, Presidente di Federconsumatori, è stato gentilissimo come sempre e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso noi andiamo come sempre anche noi siamo qua in pubblicità e poi torniamo con il telegiornale delle 13:20. Perfetto. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. 7 denunciati fra pakistani e afghani per la grave rissa di ieri sera a Trieste, spaccio di droga e offese pregresse alla base delle violenze. Gli aggressori sarebbero arrivati in macchina da Udine. Ormai tutta la zona è diventata pericolosa. La sicurezza a Trieste sta scendendo per i cittadini. Bisognerebbe fare qualcosa anche per la sicurezza di chi abita e chi lavora in questa zona. No comment. Cresce la paura dopo l'ennesimo episodio violento fra stranieri, da Udine a Trieste per spacciare droga, poi la discussione finita male, sfociata in una violenta rissa a colpi di mattarelli. Non solo affari di droga, anche un regolamento di conti per offese pregresse. Ecco cosa ci sarebbe alla base degli scontri fra afghani e pakistani ieri sera in Largo Barriera. Erano le 18:30 quando è scoppiato il Far West sull'isola pedonale fra Corso Saba e via Carducci, di fronte all'Urban Café. Secondo quanto appreso, un gruppo di pakistani, 5 persone, sarebbe arrivato da Udine in macchina per vendere dell'hashish all'altro gruppo di stranieri. La violenza sarebbe partita a seguito di una trattativa finita male, ma sembra chiaro che alla base ci fossero già intenti violenti. Alcuni pakistani brandivano mattarelli da cucina e in un attimo è scoppiato il parapiglia. Chi è stato colpito alla testa, chi alla schiena. I feriti, almeno 3 persone, sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 arrivati in ambulanza. A sedare la rissa i carabinieri intervenuti in assetto antisommossa con caschi, scudi e manganelli. I protagonisti della rissa sono stati bloccati e i mattarelli sequestrati. Trovata anche della droga all'interno dell'auto con la quale il gruppo di pakistani era arrivato a Trieste. Alla fine il bilancio è di 7 cittadini stranieri denunciati, 2 afghani e 5 pakistani, ma sembra che i coinvolti nella violenza fossero di più. Alcune persone sono riuscite a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quello di Largo Barriera però non è l'unico episodio violento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Quasi in contemporanea un'altra rissa fra gruppi di giovani sia italiani che stranieri è scoppiata in piazza Oberdan. È successo alla fermata del bus dove fa capolinea la linea 38. A innescare l'episodio pare sia stato un commento all'indirizzo di una ragazza. Sul posto le volanti della polizia, ma i giovani al suono delle sirene si erano già sparpagliati altrove. Ubriachi e drogati al volante, 4 patenti ritirate, altrettante denunce, il bilancio dei controlli dei carabinieri di Trieste nel fine settimana. 4 patenti ritirate e altrettanti denunciati a seguito dei controlli dei carabinieri di Trieste. È il bilancio degli ultimi giorni dell'attività dei militari dell'Arma fra il monitoraggio del raccordo autostradale del centro città.
Nello specifico un romeno di 39 anni è stato denunciato perché sprovvisto di documento di riconoscimento e per la violazione del divieto di rientro in Italia emesso nel 2022 dal prefetto di Campobasso. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri all'altezza della stazione di servizio di Duino in direzione Trieste. L'auto del romeno è stata sequestrata. Un 28enne invece è stato denunciato perché risultava positivo all'alcol test a seguito di un incidente senza feriti. Anche in questo caso patente ritirata e auto sequestrata. Stessa sorte per un giovane di 32 anni, sorpreso ubriaco alla guida. Infine una donna di 63 anni, durante il controllo dei militari dell'Arma, ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Il successivo controllo del veicolo ha permesso il ritrovamento di alcuni grammi di marijuana. La droga e la macchina sono state sequestrate e la donna denunciata. Presidio stamani in Piazza Unità per le lavoratrici della Tirso. Si sblocca intanto il pagamento della cassa integrazione arretrata, mentre l'ipotesi di una soluzione che vede coinvolta una realtà imprenditoriale veneta è accolta con freddezza. La comunicazione del prefetto arriva tramite il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega. Agli operai, nella maggior parte donne della Tirso, la cassa integrazione di novembre sarà versata entro il 21 gennaio, quella di dicembre entro il 24 gennaio. La notizia però poco ha scosso gli animi delle persone presenti stamani in Piazza Unità. Il presidio era stato indetto proprio per sottoporre al prefetto la situazione dell'azienda e di chi vi lavora. Io personalmente ho ricevuto l'ultimo stipendio, che sarebbe la paga di ottobre, il 3 di dicembre, alcuni addirittura un paio di giorni prima di noi. Io l'ultimo versamento, come la maggior parte dei miei colleghi, l'abbiamo avuto il 28 di novembre da parte dell'INPS. Non puoi muoverti, non puoi comprarti da mangiare, se non hai qualcuno che ti aiuta non puoi fare niente, non ti metti neanche in macchina, non so, per andare a farti un giro perché non puoi, perché non hai soldi, perché la macchina consuma benzina e non puoi metterti la benzina perché non hai soldi, non puoi dare da mangiare ai fioi, non puoi comprarli un giubbotto, non puoi fare niente se non hai qualcuno che ti aiuta. Chiami l'INPS qui di Trieste, non sanno niente, dicono che è tutta colpa di Roma. Qua è tutto un scaricabarili, però la gente è 2 mesi e mezzo che attende lo stipendio. Fra l'altro, in questi giorni si è fatta sempre più insistente la possibilità che la questione si vada a risolvere con l'ingresso di un imprenditore veneto, eventualità data al 99% dal presidente regionale di Confindustria e che tuttavia viene accolta non senza una certa freddezza. E speriamo che qualcuno ci aiuti e che ci dia delle risposte concrete, perché alla fin fine sono solo chiacchiere e di chiacchiere qui non si mangia alla fin fine. Abbiamo visto la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, sembra che a suo dire al 99% ci sia una risoluzione. Attendiamo naturalmente di essere chiamati al tavolo, perché poi se auspicabilmente ci sarà una risoluzione vogliamo capire anche i contenuti di quella risoluzione. Riapre domani la Galleria Sandrinelli, chiusa al traffico per una settimana per i lavori alla rete idrica da parte di Acegas. Tanti furbetti che hanno violato il divieto di circolazione in questi giorni. La Galleria Sandrinelli riaprirà entro la giornata di domani, come conferma Acegas. I 2 giorni di proroga della chiusura al traffico sono serviti a riparare la condotta fognaria e domani sarà completato il ripristino con l'asfaltatura della carreggiata. Stanno per finire dunque i disagi alla circolazione, così come le infrazioni che in questi giorni di chiusura, conferma il comandante della Polizia Locale Milocchi, non sono mancate. 3 le pattuglie fisse a presidiare gli ingressi alla galleria, interdetta al traffico con le uniche eccezioni per autobus e mezzi di soccorso, ma sono state numerose le auto come pure le moto, gli scooter ad accodarsi ai bus per passare attraverso il tunnel, anche perché in qualche occasione gli agenti hanno dovuto rispondere a chiamate d'emergenza, come in occasione della maxi rissa della vicina via Carducci di ieri pomeriggio, lasciando così scoperta la postazione di controllo. Alcuni furbetti sono stati comunque colti in flagrante e multati. Per loro la sanzione è stata di 87 euro. Sia dal comandante Milocchi che dall'assessore De Gavardo è arrivato l'appello a fare attenzione e ad evitare comportamenti scorretti. Il rischio è infatti quello di uno scontro frontale nel tratto della galleria aperta a senso unico alternato. Dopo la riapertura prevista domani, il cantiere Acegas in galleria riprenderà a febbraio per una durata variabile fra le 2 e le 3 settimane, con un'altra chiusura al traffico e le connesse ripercussioni sulla viabilità.
L'ispettore Lionello Schillani ci aspetta dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore, le cedo la linea per i consueti per gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Innanzitutto, rifacendomi al vostro collegamento, spero che domani sia l'ultimo giorno di chiusura per questo mese. Non abbiamo ancora una notizia ufficiale, però da ordinanza domani sera entro mezzanotte dovrebbe riaprire la galleria, quindi mercoledì la galleria dovrebbe essere riaperta e si dovrebbe transitare regolarmente. Domani avremo la certezza di ciò e daremo conferma di questo. Al momento, ribadisco, è chiusa, come dal vostro servizio c'è un divieto e chiediamo a tutti di rispettarlo, a prescindere dalla presenza del nostro personale. Per quanto riguarda la mattinata, alcuni interventi per caduta in tonaci e qualche ramaglia dovuta al lavoro in atto. Ricordo che i giardini sono chiusi, al momento rimarranno chiusi, anche domani è prevista Boraforte, non abbiamo ancora notizia di riapertura degli stessi. Per quanto riguarda anche le temperature che stanno scendendo, abbiamo notato da Cegas che tutti i stilicidi e le strade interessate appunto da questo fenomeno verranno salate, ci sarà già una presalatura in tutte le strade di competenza sia di Acegas che degli altri enti come FVG Strade e ANAS. Per quanto riguarda il pomeriggio non ho particolari segnalazioni, il traffico adesso è scorrevole, non abbiamo interventi in atti degni di nota, e per domani mattina ho una nota invece per la via Marchesetti 12, siamo il tratto fra via Battigelli e via Pasteur, ci saranno dei lavori sulle alberature laterali, lavori di potatura con cestello mobile. Per non chiudere l'arteria verrà effettuato un senso unico alternato regolato da Movieri. Saremo naturalmente nelle vicinanze per eventualmente fluidificare il traffico e intervenire se necessita. Altre cose al momento non ho da riferire, restituirei la linea. Grazie ispettore Schillani. Proseguono i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di Barcola dopo le mareggiate. Per la parte di competenza regionale, quella a mare, l'assessore all'ambiente ha fatto il punto sulla sistemazione delle scogliere che dovrebbe concludersi entro marzo. Ma secondo Scocimarro è importante progredire anche con il progetto di rifacimento complessivo del lungomare. Il punto è il seguente, che proprio stamattina mi trovo con il sindaco di Piazze e con i nostri dirigenti per fare punto nave di quello che è la nuova riqualificazione. Punto nave tra Regione e Comune sullo stato dei lavori per il lungomare di Barcola. Da un lato la riparazione dei danni delle mareggiate e la messa in sicurezza, operazione che dovrebbe concludersi entro marzo. Con importanti fondi della Regione, 6 milioni per la parte della camminata e poi Topolini, e adesso in queste settimane, Bora permettendo, verranno rimesse gli scogli su quello che era la scogliera dei Topolini e tutta la costiera di Barcola, laddove c'erano degli scogli. Cioè noi la maggior parte non li vediamo perché nei decenni le mareggiate se li sono portati via. Adesso vengono ripristinati con una chiatta che mette altri scogli o prende quelli che sono sotto e li mette sopra. Entro la primavera il cronoprogramma dei lavori, mi dicono gli uffici, dovrebbe essere concluso. Più a lungo termine il progetto per cambiare il volto del lungomare, che vede coinvolti la Regione per la parte a mare e il Comune per quella a terra. L'assessore intende dare un impulso al prosieguo del piano. Abbiamo una linea di costa completamente artificiale, esposta ai quadranti di venti importanti ed esposta ad altre mareggiate. Quindi abbiamo messo i cerotti su qualcosa che sappiamo si romperà di nuovo. Quindi una nuova costiera di Barcola, nuova linea di costa, e abbiamo mostrato con ampia dovizia dei particolari più di un anno fa quelli che sono i rendering. Li abbiamo condivisi con la popolazione, è venuto fuori che la maggior parte dei triestini, direi la totalità dei triestini, è d'accordo nel rifare questa linea di costa in cui si prevedono degli archi all'interno dei quali c'è un ciotolato come quello di Porto Piccolo, per capire, perché la sabbia da noi la porterebbero via comunque le condizioni meteo, e a quel punto si potrebbe ampliare di tanto la fruibilità degli stabilimenti di Barcola. Prosegue la campagna di aiuti umanitari da parte di associazioni triestine a favore dell'Ucraina, ormai al terzo anno di conflitto dopo l'invasione ad opera della Russia. Stavolta i volontari si sono spinti a ridosso del fronte nella zona del Donbass.
A quasi 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, Trieste continua a dimostrarsi solidale. È arrivata in questi giorni nel paese l'ennesima spedizione di aiuti umanitari destinata alla popolazione civile che da 35 mesi vive ogni giorno sotto le bombe. I volontari partiti dalla nostra città si sono spinti questa volta addirittura in Donbass, a pochi passi dal fronte e nello specifico nella regione di Donetsk. Nella località di Liman, quasi completamente distrutta, è stata consegnata oltre 1 tonnellata di cibo, prodotti per l'igiene, vestiario e coperte, oltre a 2 generatori acquistati grazie alla generosità di alcuni donatori triestini. Altre 1000 kg di aiuti sono stati invece consegnati nello stesso viaggio ad alcune strutture ospedaliere di Kiev. Le poche persone rimaste fanno fatica, non c'è la corrente. Abbiamo incontrato un amico che ci ha fatto da guida da Kiev fino qua si sentono in sottofondo gli spari. Complessivamente, se calcoliamo gli oltre 20 viaggi che abbiamo fatto dall'inizio della guerra, calcoliamo di aver portato fra le 40 e le 50 tonnellate di aiuti complessivamente, sia qui nella regione di Donetsk, nella regione di Kharkiv, a Kherson e anche a Zaporizhzhia. La pallacanestro Trieste archivia la pratica Estra Pistoia per 80-75 e chiude così al 7° posto il girone d'andata. Una squadra ancora una volta più forte degli infortuni, visti i problemi nel match di ieri per Ross e Ruzziere. La pallacanestro Trieste chiude al 7° posto il girone d'andata, al suo ritorno in A1. Il successo con Pistoia consegna ai ragazzi di coach Christian l'ottimo record di 9 vittorie e 3 sconfitte. Dentro a quella statistica però ci sono le 2 affermazioni con Milano e Virtus in una lega che vede prima al Giro di Boa l'ottima Brescia davanti alla corazzata Trapani e a Trento. La formazione biancorossa che nell'occasione saluta Stefano Bossi, pronto per la nuova avventura Scafati in A2, ha di fronte un ostacolo quanto mai superabile. La differenza di talento a favore dei vari Brown, Ross e Valentine rispetto ai toscani è evidente fin dallo start, anche se l'ottimo Forrest, 22 punti alla fine, come il compagno Kemp e l'ex di giornata Cook fanno di tutto sin dall'inizio per mascherare i limiti dell'Estra, che vede come presidente l'altra vecchia conoscenza triestina Ron Rowan e in campo il figliol prodigo Maverick, giocatore vero ma certamente non un top gun. Proprio grazie alla loro abnegazione il primo quarto va in archivio sul 22-21. I biancorossi iniziano a fare sul serio nella seconda frazione, accelerando il ritmo e facendo vedere per alcuni minuti la miglior versione di sé, ricerca del compagno libero con circolazione di palla al bacio e grande esecuzione dei singoli, con Jutov e Brooks ad aggiungersi alla truppa. Trieste tocca il +16, ma le trovate di Forrest e Silins ricucciono sul 47-36 di metà gara. Nella ripresa, quando l'atmosfera da partita in ghiaccio complica non poco le cose, si infortunano sia Ross che Ruzzier e le condizioni di quest'ultimo ancora non sono chiarissime. Gli agili contropiedi ospiti fanno riavvicinare l'Estra e ci vuole la miglior versione di Candussi dentro e fuori dall'area per ribadire la doppia cifra di vantaggio e dare alla squadra quella scossa necessaria per mantenere la concentrazione. Nell'ultimo quarto Forrest continua a fare il fenomeno di giornata, riportando la formazione ospite sul -5, ed ecco che Valentine ad essere chiamato agli straordinari. La sua efficacia nel sfruttare l'enorme talento che madre natura gli ha messo a disposizione fanno il resto, e Brooks nel finale a chiudere i conti con una bimane su rimbalzo offensivo. Nota margine dell'80-75, nel secondo quarto si rivede Reyes con una grande voglia di rientro, ma condizioni fisiche, mobilità ed esplosività di gambe ancora molto lontane dal livello richiesto per la categoria, nonostante il lungo tempo di recupero. Società e ragazzo faranno bene a fare una riflessione seria in settimana sul futuro. In vista ci sono Final 8 e corsa playoff con ambizioni dichiaratissime della società. Le interviste adesso nel post partita con l'allenatore della pallacanestro Trieste Gemion Christian e l'ala centro Francesco Candussi. Unbelievable adversity tonight, losing both our guards. Just a great job of everybody on the team stepping up in key moments, being at their best when it was required. It's a huge win for us here at home. È stato bello vincere a casa oggi, ognuno ha messo del suo. 2 injuries at the point guard. During this match the team was really good to keep up till the end. Il team è stato bravo a portare a termine la gara fino alla fine nonostante 2 infortuni. It's a great thing I have such a versatile group of guys that always kind of step up to the challenge. You know, I hope these guys are healthy because we need them. They make us better. But Denzel Valentine and Lodovico stepping up like that was really huge for us.
Sono stati 2 infortuni importanti, i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa. Congrats coach, thank you. Please make sure you donate. Diciamo che avevo cominciato male, un po' sottotono, poi sapevo che la squadra avesse bisogno di uno scarico di energia, ho ripreso un po' le energie, le ho tutte in campo e è andata molto bene. 2 infortuni durante questo match, Colby Ross e poi anche Michele Ruzier. Come siete riusciti a mantenere l'energia? Beh, sicuramente con l'apporto di tutta la panchina. È entrato Stefano dopo tanto che non giocava, ha fatto una partita solida. Lodo agli ultimi minuti ha fatto una partita molto solida, ha fatto 2 giocate importanti. Tutti coinvolti, tutti presenti, gli americani che fanno gli americani, che fanno le giocate giuste, quindi tutti coinvolti ci permette di vincere le partite anche con 2 infortuni. Hai un numero importante stampato sul petto. Sì, è un numero a cui io e Stefano teniamo molto e collaboriamo con loro da un paio d'anni, Stefano consigliere, quindi noi è importante donare per la ricerca perché è importante. Noi faremo il nostro, abbiamo organizzato un evento anche quest'anno, organizzeremo un evento a Trieste, quindi forza AIRC e forza verso Trieste. Gli ospiti del Caffè dello Sport di questa sera: Marker Brown, guardia della pallacanestro Trieste, Luca Fordilino, centrocampista della Triestina, Guido Roberti di Radio Attività, Alessandro Asta di City Sport e Facundo Garcia, portiere della Pallamano Trieste. L'appuntamento è alle 21:10. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi, per cui rimanete con noi. Siamo tornati, restiamo in argomento sport per rivedere le interviste dopo la partita della Triestina vinta in trasferta sabato. Abbiamo preso 3 punti, mettiamoli via, 3 punti che fanno classifica, 3 punti che fanno anche fiducia. Una partita non semplice e dopo alla fine si vince, ma è stata una partita molto combattuta, finché non abbiamo sbloccato. In un tempo siamo partiti molto bene, dopo pochi minuti abbiamo avuto 2 situazioni di 4-5 minuti importanti, poi si è riequilibrato, azione loro, azione nostra e giocata lì in mezzo. Dal rigore in poi invece si sono create più situazioni che sono stati particolarmente pericolose secondo me. Il discorso dei cambi è molto, molto importante, che si entra, vuol dire che c'è lo spirito giusto di una squadra, vuol dire che tutti quanti si sentono partecipi e danno il loro, che partono dall'inizio, che è subentro. Diciamo che come è venuto la settimana scorsa, oggi siamo interpretati meglio nel primo tempo in campo, che l'abbiamo fatta noi la partita lo stesso, purché, ripeto, l'azione non è stata semplicissima, però la partenza era molto, molto positiva. Non avevo mai fatti 7 gol nella mia carriera, al massimo che ero arrivato l'anno che ho vinto il campionato a Empoli e a Perugia, sono sempre 6-5 gol. Ben venga, speriamo di continuare e speriamo comunque che arrivano anche per portare punti per toglierci da questa situazione. Ma una partita difficile, comunque un campo piccolo, diciamo che Mantelbo non era dei migliori, comunque la parte del gioco, sì, forse serviva un episodio per sbloccare la partita. È arrivato il rigore, l'arbitro ha fischiato, non c'era, non lo so. Il mister sa tenere bene uno spogliatoio, sa gestire uno spogliatoio come si deve, e quindi di certo quello che è cambiato è che ognuno sa quello che deve fare in campo. Il Comune di Muggia ha ottenuto i fondi da parte della Regione per il Project Financing assieme alla Triestina per la creazione del centro sportivo del Club Rossolabardato. Nuovo passo avanti per il percorso che porterà alla creazione del centro sportivo della Triestina a Montedoro. Dalla Regione sono stati stanziati 6,5 milioni a favore del Comune di Muggia per consentire il project financing assieme alla società Rossolabardata, un passaggio formale ma importante che ora attende la presentazione da parte del club del progetto definitivo della futura casa dell'Unione. Il sindaco Paolo Polidori lo racconta con entusiasmo, da un lato per il senso di appartenenza ai colori della Labarda, dall'altro in veste di amministratore locale per la regolarità di questo iter che grazie ai fondi ottenuti copre un ulteriore tassello dell'intero percorso. Siamo arrivati, c'è un fatto importantissimo che adesso da pochissimi giorni è arrivato il decreto con i 6,5 milioni che la Regione ha dato al Comune di Muggia, per cui ce li abbiamo in pancia noi nel nostro bilancio, per andare avanti con l'esecuzione della nascita del centro sportivo, del training center. Questo è un passo importante perché in questo momento possiamo dire che dall'altra parte si sta lavorando per quanto riguarda il progetto che dovrà essere presentato al Comune di Muggia.
con il quale, in base al decreto legislativo, la famosa legge sugli stadi, no, che ha tempi anche abbastanza veloci, verrà indetta una conferenza di servizi a tempi brevissimi, che andrà avanti più o meno un mese, dopodiché si andrà in Consiglio Comunale per votare la variante, se approvare appunto o no quel progetto che la Triestina presenterà, e dopodiché i soldi potranno essere spendibili nel momento in cui la Triestina avrà la possibilità di mandare avanti tutti i lavori di esecuzione del centro stesso. E ha avuto buon successo la rassegna L'Incantesimo di Natale di Monfalcone. Con 35.000 presenze registrate sui 55 eventi organizzati, l'Incantesimo del Natale, la rassegna per le festività 2024-2025 a Monfalcone, ha conquistato il pubblico cittadino e non solo, con numeri che rappresentano un'importante risposta alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale. Significativo il riscontro degli spettacoli teatrali, sold out per Mario Biondi e i Free Voices, mentre gli altri appuntamenti, dal Natale nel mondo a Giulietta e Romeo, hanno richiamato un pubblico numerosissimo, sfiorando il tutto esaurito. La pista di pattinaggio Monfalcone on Ice si è confermata una delle attrazioni più amate, con 10.000 presenze. Notevole anche l'affluenza nei luoghi della cultura, dal Museo Medievale alla Galleria d'Arte Contemporanea. Di particolare rilievo il riscontro ottenuto con le visite guidate organizzate al MUCA e al cantiere navale, che hanno permesso ai visitatori di esplorare un patrimonio unico di storie ed eccellenze industriali che definiscono l'identità di Monfalcone. La rassegna dei presepi nell'atrio del Palazzo Comunale ha catalizzato l'interesse di quasi 2.000 visitatori. Vi ricordo in chiusura l'appuntamento delle 19.30 con il telegiornale e delle 21.10 con il Caffè dello Sport. Vi saluto con il presepe di Cinzia Zidaric. Oh